Da una parte un prato fiorito che si inaridisce mano a mano che si avvicina alla diga del Vajont, cartoline che restituiscono il senso del ricordo del passato e di chi è stato vittima, poi la diga in primo piano e l'onda catastrofica con l'orologio fermo all'ora del disastro. Un anno scolastico per la progettualità, poi la scelta di unire i pensieri prima di concretizzarli. Sulle pareti della sala riunioni della Questura di Belluno, già intitolata alle vittime del Vajont, che da oggi offre una nuova immagine di sé grazie all'iniziativa che ha coinvolto gli studenti delle quarte A e F del Catullo. Si sono ritrovati in un unico gruppo, sono stati qui con noi una settimana a dipingere con i poliziotti che ovviamente passavano incuriositi, guardavano all'interno, sono stati i nostri ospiti in mensa e c'è stata una grande soddisfazione. Il risultato per me è incredibile, è un dipinto che dà emozioni, quindi hanno colto sicuramente nel segno. Per l'inaugurazione del dipinto sono stati invitati i ragazzi Gioia Bonanni, Sofia Candeago, Daniele Casaburi, Carolina De Pra, Laura De Barba, Elena De Cesaro, Sephora Faldini, Aurora Ganz, Zoe Pin, Sasha Sommacal, Melody Soppelsa e Nina Viel, accompagnati dai docenti e dal sindaco di Longarone Roberto Padrin. Non posso dirvi veramente grazie, quindi troveremo il modo e sto pensando veramente a tutta una serie di cose che condivideremo insieme e quindi ora è finito l'anno scolastico, ma già all'inizio del prossimo ci metteremo al lavoro e all'opera per realizzare queste iniziative insieme. Un lavoro di grande impatto emotivo, un'iniziativa che offre una duplice chiave di lettura, quella più importante legata inevitabilmente al patto educativo che è necessario stringere con i giovani, tanto più in un momento complicato e delicato come le cronache di questi giorni hanno ben raccontato. Quando noi ci portiamo qui in questura dei ragazzi fra i 16 e i 22 anni, la ritengo più una sconfitta che un'attività nostra che dobbiamo obbligatoriamente fare. Noi insistiamo su quello che è il mood principale della prevenzione, quindi andando a parlare con questi ragazzi, soprattutto andando in una fase d'ascolto, ma in questo momento mi sento di dire che dobbiamo anche dare loro delle indicazioni precise su quelle che sono le conseguenze degli atti che pongono in essere. Non si parla più di bravate, ma si parla di reati, di delitti e quindi con responsabilità diverse.